pesante. Che? Oh no, guarda chi c'è. Buongiorno. Che sono contenta, che sono. Ma guarda che un mascolo. Venga che stanno facendo i pilati? Signora Nunzia, ma non è che ora che c'è Cristiano mi lascia in disparte? Ma ci mancherebbe altro, solo che siccome è così che lui appare e scompare, no? Ma come sta lei? La vedo bene. Sì, ma non c'è una parte per me in questo film, posso fare la soldatessa, un'infermiera dell'ospedale. L'infermiera è la Bubulova, la Bubulova. La Bubulova. Barbara Bubulova. La babba dell'ova per fare una scena di questa. Ma scusi, si picchiano una mia che sono spenta, no? No, la Bubulova. La babba dell'ova si picchiano, ma cosa dei pazzi. Ma lei cosa potrebbe fare? La raccomandazione. Ma quella è un'infermiera che ha studiato. Io posso fare la dottoressa perché sono una che ha avuto esperienza. Le scuole alte. Ma non solo, io combatto con anno, non è che è una cosa semplice. Allora proviamo a fare una prova, le faccio così, una prova. Mi faccio una prova. Facciamo una prova. Immagini di medesimarsi in questa situazione. Leviamo il volume, leviamo tutti i volumi. Allora, attenzione, come si chiama questa scena? Lei deve immaginare di essere in questo ospedale, sequestrata da questi militari, con un colonnello severissimo, e allora si rivolge a questo colonnello chiedendo di lasciare stare tutti gli ostaggi. Coglionello, aspetti. Allora, scena Nunzia 4, attenzione. Nunzia 4, lasciare gli ostaggi prima. Allora, no, motore. Chuck. Il motore? Azione! Il motore è partito? Perché il motore è partito? Non si sente. Si dice così, no? Vado. È l'occasione della sua Nunzia, è l'occasione della sua vita, vada. Lei deve lasciare liberi questi ostaggi perché ce lo dico io. Ma se non ci mando a mio cugino Ignazio, ha capito, coglionello? No, quelli è colonnello! Colonnello! Non si dice così, non si può dire. Che fa riprendono? Ma quella era Nadia Cassini che diceva coglionello. Quello, non è il film quello. Potremmo chiederlo al regista. Nina Bazzi, come no? Era lui. Non so dove andremo a arrivare oggi. Ah, che bello! Cristiano, sono contento. C'è la robetta? Ecco, qua tutti, ci siamo tutti oggi. C'è l'attore. Sì, vabbè, quell'attore, chi sia attore. Faccio la parte di uno buttato così. Ora non me ne più conto, io lo so, non mi dà più conto, ci piacciono tutte le altre donne. Lei resta la numero uno. C'è la Bubulova. Si picchiare una babba d'olova per fare una scena. Ma è bravissima, è brava la Bubulova. Scusi, Nunzia, non è adesso per offendere. Ci mancherebbe altro. Ma sa, di Stefano sono arrivata io, lei si può assolutamente mettere da parte. Guardi, sono perché lei, ma no, la babba d'olova, come si chiama chissà? Lei che era betta lunghi, che c'è una bella voce. Ma perché mi scusi, lei è un prototipo di attrice, c'è un qualcosa che le piace? Veramente non c'è, ma è un prototipo che c'è da lapa, che è una lapa particolare, che è un prototipo, pensa, che ha fatto anche gare, non è che una lapa normale. Qual è la sua attrice preferita? Ce lo dica. La mia attrice preferita? Ecco, sentiamo. Ma guarda, a me mi piace molto Luigi Ferri, perché io ci somiglio anche. Ma dove? Ma da quale parte? In che zona? Ci somigliamo, che abbiamo l'osso pizzino qua. L'osso pizzino? Abbiamo la stessa cosa, l'osso uguale. Pizzino sarebbe nella caviglia. No, che non esiste l'osso pizzino, però diciamo che qualsiasi osso, no? Che come si chiama questo osso? Che non si fa niente. Sta toccando la caviglia. Quello che non si fa niente. Quello si chiama, aspetti, il malleolo. Il cuboide. Si chiama malleolo perché non si fa niente. Un dottore dice malleolo se non si fa niente. No, è un osso importante. Malleolo, se non si fa niente, leolo, no? Ci somigliamo uguale, ci abbiamo il malleolo preciso. Quindi quando la vedono per strada dice lei che somigliate tutti. Precisa, sì. Anche la Natascia Staffetenno, come si chiama? Stefanenko. Sì, è Natascia Staffetenno, scusi, se è una tascia, quando uno è una tascia a Catania Staffetenno. Si chiama Natascia Staffetenno, è normale. Ma lei sa che Edwige ha fatto film erotici? Sai? Edwige ha fatto dei film erotici. Si è perso, oddio. Ci siamo persi tutti. Oh, che è? Apri! Non c'è più! Non si sente che è scomparso! Se ne vada, non si va. Senta, io devo andare a prepararmi per il provino. No, qua il provino? Sì, ho deciso, basta. Va al casting allora? Fa un bel casting! Va a fare il casting! Sono un bugnato con note, quindi è un casting! Un casting! Perché non mi hanno preso, si picchiare a babba dell'ova! Ho deciso, mi spoglio come Edwige! No! Mi spoglio come Edwige Fenichi! Ma non è che sia un grande spettacolo, però. A lei ci pare? Sì. Ma guardi che ormai con tutte queste femmine che sono tutte uguali, una come mia diventa trasgressiva. Ma allora si dà all'hardcore. Come? L'hardcore. Film un po' spinti, quelli più spinti. Signora, lui mi dà la mano che
questo mi stanno dicendo parole straniere che io non capisco. Che cosa si deve dire questo hardcore? Porno, porno. Ecco. Sì, un po' spinta. Presente la canzone? Se la ricorda lei quella canzone lì, quella che Simonetta Ventura cantava sempre durante la sua trasmissione, insomma, quelli che il calcio. E lei ogni tanto sbiffeggiava questo pezzo che pop porno. Ma gliela facciamo ascoltare la versione francese, senti un po', guarda. Io non capisco l'italiano, però la sentire francese. Voulez-vous coucher avec moi? Ma questo hardcore fa molto sexy il francese, signor Nusa. Ma questo hardcore mi interessa. Mi fa core di hardcore. Provi a parlare in francese, signor Nusa. Io? Voilà. Voilà, bonjour. Lascia sta vedendo. Bellissima.